Lo schianto poco dopo le 9:30 lungo la Postumia Romana a Musano in comune di Trevignano, forse un sorpasso azzardato è costato la vita a Luca Schieven, 43 anni, residente in zona ma di origini veneziane. L'uomo era al volante del suo fuoristrada quando si è scontrato frontalmente con un camion che stava svoltando nel piazzale della ditta Cazzaro. Nella carambola l'auto del 43enne è finita capovolta in un fossato accartocciandosi su se stessa. Qui è stato soccorso intubato dagli operatori del SUM 118 supportati dai vigili del fuoco, trasportato al Cafoncello in codice rosso, è morto poco dopo. A indagare la polizia locale che ha informato ovviamente la procura. Le dinamiche sono ancora al vaglio della polizia locale che ha provveduto ai vigili, però si sa, purtroppo la Postumia è una strada che continua ad essere, come hanno fatto presente anche altri colleghi, è una strada che comincia a essere sempre comunque più pericolosa. Schieven, imprenditore, ex mediatore creditizio e consulente aziendale, lascia la moglie Eleonora Zotti con cui viveva a Trevignano in via Rossini e una figlia di 5 anni. Una morte così improvvisa e tra l'altro anche di una persona giovane, perché aveva 43 anni, un papà di 43 anni, lascia il segno, diciamo così, personalmente ma anche in tutta la comunità. Nella primavera del 2020 era stato promotore di una delle prime proteste contro i provvedimenti restrittivi del lockdown. All'esterno del centro estetico della Moglia Castelfranco aveva appeso un fantoccio inscenando un'impiccagione metaforica e un cartello con su scritto "Grazie governo". Nel passato di Schieven c'è però anche una soluzione che aveva fatto discutere. Il 16 giugno 2007 a Resana, a bordo della sua BMW, aveva travolto il giovane Michael Brunato, 14enne, che in sella alla sua bicicletta stava uscendo dal centro Mazzorato. In sede di incidente probatorio nel 2010 il perito aveva però escluso la sua responsabilità penale. Proprio l'avvocato che all'epoca lo difese in aula lo ricorda incredulo, non solo un cliente ma anche un amico. Guardi, io non ho parole, sono scioccato. Io lo ricordo come una persona, un'ottima persona, un amico oserei dire, e guardi, francamente la notizia mi ha turbato e non saprei veramente cos'altro dirne.